Benvenuti a Q disse, il piacere della scoperta. Oggi parliamo della lingua siciliana, ovvero la lingua che non è un dialetto. Q disse per la prima volta la parola atturrare. Non lo sappiamo, ma sappiamo che anche per Silvio Berlusconi, guardando Mastrota, che fa da anni sempre la stessa pubblicità sui materassi, un giorno disse a sua moglie: ma questo per forza ci deve atturrare. Che vuol dire atturrare? Atturare è tutto ciò che provoca disturbo con particolare aggravio. Ci sono 3 livelli di atturrare: atturrare, vunciare e scassare. Come li distinguiamo? Facciamo degli esempi non aderenti alla realtà per rimanere politicamente corretti. Un amico che ti invita al matrimonio e vuole prestata la macchina, ce la sta atturrando. Un amico che ti invita al matrimonio, vuole prestata la macchina e si sposa il 18 di agosto, ce la sta avvunciando. Ma un amico che ti invita al matrimonio, vuole prestata la macchina, si sposa il 18 agosto e vuole comprate le fedi nuziali, ci sta scassando la. Come spesso accade, il termine viene sostituito con locuzioni italiane che però stentano a fornire la stessa forza del termine siculo. Volendo fare una sorta di traduzione, potremmo sostituire la parola atturrare con la parola tostare. Ma immagina se durante un volo sull'aereo il tizio seduto accanto a te parla di continuo e tu dici: scusi, ce la sta tostando. E nessuno mai smetterebbe di parlare per il semplice fatto che non capirebbe il senso. Ma se tu dici: oh, ce la stai atturrando, se non la smetti di parlare ti butto dall'aereo, ecco che il tizio smette di parlare e chiede un secondo paracadute. E come si direbbe in inglese la parola atturrare? Forse to break? Forse to toast? Non abbiamo fonti certe, ma sembra che anche sul transatlantico britannico del film Titanic, Jack, infastidito dal continuo tentennamento di Rose, nella versione originale dice: ti fidi di me? Allora non ce l'atturrare. Per far capire l'importanza del termine possiamo citare anche importanti avvenimenti storici. Pare infatti che quando Leonardo da Vinci dipinge la Monna Lisa, le chiede continuamente di sorridere e lei a un certo punto dice: Leonardo caro, ora ce la stai atturrando. Quindi, come disse per la prima volta la parola atturrare? Non lo sappiamo, ma sappiamo che anche se è un termine antico è molto usato ancora ai giorni nostri. Infatti, quando su WhatsApp arrivano note vocali molto lunghe, possiamo certamente dire: oh, ancora ci deve atturrare. Buonanotte e alla prossima puntata di Q disse, il piacere della scoperta.